Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Allora, è stato scovato il presunto pedofilo che domenica ha tentato di adescare un bambino nel quartiere di Salboro, Padova, zona nord, diciamo così, dell'Interland padovano, un 26enne, e non sarebbe la prima volta. In appena 48 ore i carabinieri hanno individuato e denunciato il presunto pedofilo che domenica pomeriggio ha tentato di adescare un bimbo di 8 anni che stava tornando a casa dopo aver giocato al parco. È un 26enne che abita in un comune dell'Interland padovano. Il ragazzo aveva avvicinato il piccolo mentre in bicicletta stava percorrendo via Salboro a Padova. Prima ha chiesto informazioni e poi l'ha invitato a salire in macchina chiedendogli di toccargli le parti intime. Il bambino però è riuscito a scappare a casa e a raccontare tutto alla mamma che, sotto shock, ha subito allertato i carabinieri. Il piccolo con il suo racconto ha fornito dettagli precisi sull'uomo e sulla sua auto che sono stati decisivi per l'individuazione. La macchina del 26enne è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona e così i carabinieri sono riusciti a tracciare il percorso fatto e a risalire al ragazzo che è stato denunciato per adescamento di minore. Purtroppo non sarebbe la prima volta che il 26enne si rende protagonista di fatti così gravi. In passato aveva tentato di adescare 2 minorenni, gli episodi erano avvenuti nel veneziano. È stato intanto firmato oggi, proprio oggi, l'atto di denuncia per i presunti abusi da lui subiti in seminario. Stiamo parlando del docente di filosofia di cui si è parlato molto di questi giorni, da lui subiti in seminario quando era un ragazzo, e domani l'esposto, la denuncia verrà depositata in procura. Ho appena firmato l'esposto che è qui, ecco, in mano, che ho qui in mano e che domani mattina sarà depositato in Procura della Repubblica di Padova. Gianbruno Cecchini, il docente di filosofia di Galliera Veneta, ha firmato, fuori dagli obiettivi, l'atto di denuncia e non si ferma nella sua battaglia legale e umana. Una vera bomba, quella che è esplosa dopo le sue accuse a 2 preti di presunti abusi sessuali nei suoi confronti, avvenuti, a suo dire, nei mesi in cui si trovava in seminario. Accuse pesantissime che hanno mandato in fibrillazione la Chiesa e che, se confermate, riguarderebbero 2 sacerdoti, uno oggi in attività a San Martino di Lupari, l'altro a San Donà di Piave. Episodi che risalirebbero, secondo quanto dichiarato sempre da Cecchina, una trentina di anni fa. Lui ora si sta muovendo con l'avvocata Laura Bortolamei. E adesso c'è questa carta, questo documento che attesta ufficialmente quanto lei ha dichiarato. Assolutamente sì, c'è tutto scritto nei particolari, quello che è successo, le minacce, le lettere ricevute, c'è tutto, allegato all'atto c'è tutto. Accuse che dal loro canto i diretti interessati stanno smentendo fermamente, ma il professore di filosofia non demorde e con coraggio porta avanti la sua linea. Io respingo tutte le accuse, soprattutto del parroco di San Martino di Lupari, il quale dice che ho inventato tutto. Assolutamente tutto è vero, anzi verissimo, e avrò l'onore di guardarlo in faccia davanti al giudice, al quale racconterò quello che veramente è successo e tutti i particolari di quegli anni. Una domanda che le hanno fatto tante volte, perché ha aspettato 30 anni? Perché ho avuto delle minacce di morte e ho avuto sempre paura di affrontare la questione. Poi con il mio compagno che ho conosciuto, lui mi ha dato la forza e mi ha detto: lascia stare le minacce di morte, continuiamo e facciamo quello che c'è da fare. Lei ha paura oggi? Assolutamente no, sono sereno, felicissimo e contento di quello che ho fatto. Finalmente credo sarà fatta giustizia. Si sente come liberato da un peso? Assolutamente sì, affronto la vita in maniera diversa da venerdì. Sono rinato, c'è una nuova vita, una seconda vita, una rinascita per me importantissima. Giovedì 20 febbraio dunque l'atto verrà depositato in procura a Padova e da qui la parola passerà nelle mani della magistratura. Cosa dovrebbe fare il centro-sinistra veneziano per cercare di riprendersi la città dopo Brugnaro e Brugnaro naturalmente permettendo? Massimo Cacciari ha un'idea molto chiara, parte da una sua sicurezza, che il candidato deve essere una donna. A Venezia ancora le candidature sono ballerine, sembrerebbe purtroppo, ma
Ripeto quello che ho detto da sempre, a Venezia bisogna giocarsela così. È un balletto che però rischia di logorare i ballerini e nel quale appare difficile destreggiarsi, quello del centro-sinistra veneziano in vista delle elezioni comunali di primavera. Ma forse pochi conoscono dinamiche e rituali della politica veneziana in maniera approfondita e diretta come Massimo Cacciari, 3 volte sindaco, 2 volte deputato, oggi indiscusso maître à penser con pochi dubbi sul da farsi. Bisogna che ci sia una candidatura forte, a mio avviso, di donna, e con una lista del sindaco, della sindaca, formata da gente giovane e competente, e bisogna andare in quella direzione lì, certamente non presentando ferri vecchi del Partito Democratico. Dove il centro-sinistra ha scelto invece è per il candidato sindaco a presidente della regione, la candidatura civica di Arturo Lorenzoni, docente alla scuola di ingegneria industriale dell'Università di Padova e soprattutto vice sindaco di Padova dal 2017, dopo l'apparentamento al secondo turno con Sergio Giordani, trova d'accordo Cacciari. Fare una giusta scelta da parte dell'area di centro-sinistra, perché promuove anche qui, pubblicizza un'esperienza molto positiva, quella che è stata fatta a Padova, e quindi dice anche a livello regionale bisogna muoversi come ci si è mossi a Padova, e mi pare giusto. Torniamo alla cronaca, l'infarto per una 14enne che proprio a scuola si è accasciata, le sue condizioni sono gravi in ospedale. Si è sentita male mentre l'insegnante stava facendo l'appello. Momenti di paura martedì mattina all'interno del liceo Duca d'Aosta a Padova. Una studentessa di 14 anni è stata colpita da un attacco cardiaco appena arrivata in classe. L'insegnante ha immediatamente chiamato i soccorsi, mentre i compagni di classe hanno collaborato spostando banchi e zainetti per liberare spazio per far passare agevolmente i medici. Quando sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori del 118 hanno caricato la 14enne in ambulanza e l'hanno portata d'urgenza al centro Gallucci dell'azienda ospedaliera. I compagni di classe della ragazza hanno raccontato sotto shock di aver salutato la loro amica come ogni mattina. Lei ha appoggiato lo zaino a terra e si è seduta e poco dopo si è sentita male. Il preside dell'istituto superiore ha avvisato immediatamente i genitori. La madre della ragazzina, sconvolta, è arrivata a scuola per seguire l'ambulanza. La 14enne è ancora ricoverata in gravi condizioni. Dopo la pausa parleremo di bombe, di granate della Prima Guerra Mondiale, particolari, quelle cosiddette a carica speciale. Carica speciale può voler dire anche granate a gas. Ne spararono centinaia di migliaia durante la Prima Guerra Mondiale, soprattutto nel Vicentino, negli altipiani, sul Pasubio. Granate riempite di gas urticante, a volte invece asfissiante, e in alcuni casi anche enormi granate che sprigionavano fumo, innebbiogeni. Ecco, quando si ha a che fare con queste granate, che si trovano ancora adesso a centinaia ogni anno, possono intervenire solo gli specialisti del più alto livello, come quelli dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago. De Charlie qui Alfa Eco, inizio sequenza di fuoco. 3, 2, 1, fuoco! Questo è un Incident Command Point, è un punto di comando per agire contro quelle che sono state delle bombe caricate a qualcosa che non conosciamo ma si chiamano cariche speciali. Qui stanno lavorando i vigili del fuoco col nucleo NBCR, ci sono le ambulanze, c'è la ASL, i carabinieri, ma soprattutto stanno lavorando gli uomini del8° Reggimento Guastatori della Folgore che appunto renderanno inoffensivi questi oggetti che sono lì da oltre un secolo. L'apparato impegna i carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, soccorritori e anche ULSS
L'area di sicurezza è notevole, anche perché la grande esperienza dell'8° Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago impone che quando si maneggiano questi ordigni ci siano tutte le attenzioni del caso. In questo caso ci troviamo a che fare con ordigni a presunto caricamento speciale. Presunto caricamento speciale significa che possono essere caricati a gas asfissianti o vescicanti, i famigerati Prite e Fosgene della Prima Guerra Mondiale, oppure a caricamento fumogeno. In questo caso dobbiamo procedere a un'organizzazione dell'attività più complessa che vede anche il supporto dei Vigili del Fuoco, il nucleo CBRN loro, del SUEM, abbiamo la Croce Rossa Militare e diversi attori. Se vediamo uno di questi ordigni 100 mm italiano, non sappiamo a prima vista che cosa contenga da un secolo. Alcuni particolari, guarnizioni in gomma, a volte simboli dilavati dal tempo, indicano che si tratta di cariche speciali oltre all'esplosivo. In questi casi intervengono gli specialisti di CETRI, il centro tecnologico interforze che sa come agire per identificare il pericolo, a cominciare dalle radiografie dell'ordigno. Questi, italiani, erano stati sparati a Cogollo del Cengia, ad Asiago e alle pendici del Grappa, finché non sono stati ritrovati, messi in sicurezza fino alla loro ultima destinazione, ovvero il Brillamento in Val Frenzela. In Diacialli qui a Faeco, allora l'ordigno era un fumogeno. Quindi in questo caso niente Prite ma il nebbiogeno. I proiettili a gas, per chiamare le cose con il loro nome, furono sparati a migliaia durante le offensive, soprattutto sugli altipiani. Nella Prima Guerra Mondiale, su questo fronte, specialmente nella provincia di Vicenza, troviamo spesso questo genere di ordigni. Quindi se ne ritrovano ancora potenzialmente pericolosi. L'importante è starne alla larga, segnalarli e permettere ai professionisti dell'esercito di renderli una volta per tutte inoffensivi, a tutela dei residenti e dei turisti che girano nei boschi. Un pericolo in meno e soprattutto la certezza che c'è sempre chi sa come intervenire per eliminarlo. È morta in ospedale l'87enne che era rimasta gravemente ustionata in seguito allo scoppio nella sua cucina, probabilmente una fuga di gas. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte. Dopo ore di agonia è morta Lucrezia Cavestro, l'87enne di Galzegnano Terme, rimasta gravemente ustionata lunedì sera nell'esplosione della cucina della sua abitazione. L'anziana, che viveva in via Val di Valsanzibio, è deceduta verso le 4 di mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia, dove era ricoverata. La donna stava dormendo quando è stata investita dall'esplosione e dall'incendio divampato nella sua cucina a seguito di una fuga di gas. I vicini allarmati dal forte boato sono corsi verso la sua abitazione e sono riusciti ad estrarla in attesa dell'arrivo dei medici del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma le condizioni dell'87enne erano già gravi nonostante l'immediato trasporto all'ospedale di Schiavonia. La donna aveva ustioni di 3° grado sul 90% del corpo. Lucrezia Cavestro viveva da sola a poca distanza dalle figlie. L'esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata causata dall'incendio e dalla perdita di gas GPL. Forse la bombola era vecchia o difettosa. Lo scoppio ha divelto porte, vetri e finestre della sua abitazione. Il comune di Padova ha deciso il percorso del nuovo tram a Volta Barozzo, un tram fortemente voluto dalla città, ma molto avversato da un comitato che invece non ne vuole sapere. Tram a Volta Barozzo, trovata la soluzione per l'approdo del mezzo pubblico nel quartiere. La comunicazione martedì sera ai residenti in un'assemblea aperta a tutti. Si tratta della soluzione B, che evita la strettoia su via Giardinetto. La soluzione su via Nani, via Piovese verso l'esterno e via Zeno verso l'interno sia quella che tutto sommato concilia meglio le esigenze tecniche con le esigenze del quartiere. Lorenzoni la definisce la soluzione più gradita dalla popolazione e la più fattibile. Comporta anche lo spostamento della pista ciclabile sul lato destro di via Piovese in uscita dalla città. Il Comune snocciola dati confortanti sulla partecipazione popolare al progetto, dati che non convincono i contrari al tram. All'Infopoint, che è stato una settimana a Volta Barozzo, e anche chi ha invitato a compilare il form online, sono arrivate praticamente un totale di 85 schede, che certo non rappresentano il rione di Volta Barozzo, che è fatto di almeno 6.500 residenti, senza contare il centinaio tra commercianti e chi lavora in zona. Il 74% sarebbe favorevole a questa nuova linea e a questo progetto. Allora, 60 persone
non sono nulla per quel che riguarda il quartiere. Inoltre, aggiunge la Gori, di questi 60 non è stato detto quanti fossero a favore e quanti contrari all'opera. Il comitato annuncia che continuerà a opporsi a oltranza all'avanzamento del progetto. Alla Gori ribatte il presidente della consulta 4B, Dario De Re. I contrari sono stati ascoltati. Sono stati circa 170 i questionari consegnati. Le proposte ricevute hanno sorpreso gli uffici del comune. Sono emerse delle indicazioni che non erano state valutate prima e quindi hanno arricchito il progetto anche con degli aspetti che non sono direttamente connessi con la realizzazione dell'opera, ma che sono, se vogliamo, delle opere in qualche modo accessorie, ma gradite e richieste dal quartiere. Una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere ha creato scompiglio a Padova, all'Arcella, intorno all'ora di pranzo. Le immagini inviate dal nostro telespettatore mostrano 2 cassonetti avvolti dalle fiamme in via Toscanini. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco allertati dai residenti. Secondo alcuni testimoni all'interno delle capanne c'era di tutto, anche materassi vecchi. Tendiamo a escludere noi l'autocombustione. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dalla nostra regione. Gli anni passano e Venezia ha bisogno di un nuovo stadio, come molte altre città che ce li hanno vecchissimi, completamente ormai fuori tempo. Benvengono i privati se vogliono fare del bene alla città, dice il sindaco di Venezia Brugnaro, su questa condata di imprenditori che vorrebbe far nascere appunto un nuovo impianto. Però c'è chi chiede anche chiarezza. Sono iniziative private, uno dei soldi suoi ne fa quello che vuole, non vedo nessun conflitto di interessi, nulla di nulla, mi sembra semplicemente probabilmente qualcuno che ha provato a dare una mano al calcio Venezia, mi sembra una cosa positiva, poi che vada in porto o no, io so che è molto difficile quando si fanno imprese che vada in porto, e lo dico da imprenditore, ma non ci vedo nulla di strano, anzi a me fa piacere, cioè pensare che c'è gente che si dà da fare, comincia a darsi da fare per lo sport, per le attività, ce ne fossero tanti così. Pur ammettendo le difficoltà di un'operazione come questa, il sindaco Brugnaro appoggia l'iniziativa di un gruppo di imprenditori che ha già scatenato numerose polemiche in città di istituire Ponte della Libertà, la società che dovrebbe sviluppare il progetto dello stadio da calcio a Tessera. Oltre a Gianni Mion, presidente della società con una quota di 50.000 euro, tra gli imprenditori ci sono anche la commercialista veneziana Miriam Dissegna, il trevigiano Aldo Santi, il direttore del quotidiano Il Gazzettino Roberto Papetti, il direttore di AVM ACTV Giovanni Seno e l'amministratore delegato di OVS Stefano Beraldo. Uno dei soldi suoi fa quello che vuole, guarda che sia tutto trasparente. Tu investi dove vuoi, cioè, ma scusa, potete comprare le azioni in borsa o no? Io non so ma siamo in una società del 2000, cioè siamo andati oltre. Cioè, le persone devono essere libere di fare le cose, devono essere sempre nei limiti ovviamente della legge, delle regole, eccetera. Ci mancherebbe, ben venga. A chiedere chiarezza su questa operazione ci sono anche i consiglieri comunali del gruppo misto Renzo Scarpa e Ottavio Serena. C'è un insieme di persone, di direttori di giornale, dirigenti pubblici, imprenditori che sono in questa società. Abbiamo chiesto in totale trasparenza se ci può essere qualche profilo di incompatibilità o quantomeno di opportunità. Invieremo in giornata tutti gli atti di questa interrogazione su questo delicato settore dello stadio di Tessera qui a Venezia, lo invieremo anche all'ANAC a Roma affinché facciano delle verifiche, degli approfondimenti. Spesso le aree industriali abbandonate fanno una brutta fine o restano ferme per decenni con insomma incerto futuro urbanistico. In questo caso una delle più grandi aree industriali di una grande industria veneta, in questo caso padovana, verrà trasformata invece in un campus di ricerca. Le aree industriali, quando vengono abbandonate, diventano in breve tempo zone di degrado. A Padova però accade che un imprenditore decida di investire per rigenerare un vecchio sito industriale appartenuto alla sua famiglia, trasformandolo in un polo di ricerca. Creeremo i nostri nuovi laboratori che si occuperanno di ricerca. Noi abbiamo circa 100 persone che si occupano di ricerca e sviluppo e si occuperanno in particolare dei nuovi prodotti che si andrà a produrre relativamente in particolare a biocombustibili alternativi nuovi come l'idrogeno e il biometano.
E così danno luogo l'area di quasi 24.000 metri quadri che sorge proprio davanti alla sede centrale dell'azienda diventerà presto un esempio di rigenerazione urbana grazie a un progetto che punta alla sostenibilità e alla creazione anche di spazi verdi. La logica del campus è proprio quella di dire creiamo un'isola anche appunto con grande attenzione all'ambiente, ci sarà la piantumazione di molti alberi, ci saranno spazi verdi dove i collaboratori, i clienti e i fornitori potranno lavorare in grande sintonia con l'ambiente. Postazioni open space, uffici, laboratori, una mensa con prodotti a chilometro zero, una sala conferenze da 150 posti che City intende mettere a disposizione anche del comune, della città. Qui siamo all'interno di quello che viene chiamata la cattedrale, esempio di architettura industriale degli anni 90. Qui invece ci sono dei capannoni degli anni 60. All'interno di questi spazi che verranno riqualificati troveranno spazio laboratori di ricerca e sviluppo. Tuttavia per un imprenditore non è facile trovare il sostegno dello Stato, anche quando cerca di portare avanti un'opera che punta a riqualificare il territorio. Questi tipi di interventi non trovano spazio in incentivi. Da questo punto di vista la burocrazia, come diceva, e soprattutto appunto lo Stato viene sentito come molto molto distante dalle esigenze degli imprenditori. Il progetto verrà presentato a breve e dentro l'estate si aprirà il cantiere. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.